Allora, siamo collegati anche con Gino Ferraresso dello SPCGIL. Entriamo un po' nel merito specifico, facciamo anche degli esempi concreti per far capire bene come si interviene, quali sono anche le progettualità realizzate. Allora, abbiamo detto facciamo dei prima casi, che... esatto, dei casi concreti in modo che tutti capiscano, insomma. Sì, abbiamo detto prima che i piani di zona sono in pratica una programmazione di interventi che si fanno in un determinato territorio e il territorio è appunto il distretto sociosanitario, quindi comprende più comuni. I distretti sociosanitari fondamentalmente oggi corrispondono all'incirca alle vecchie USL. Per avere un quadro, insomma, degli interventi dove vengono fatti. In ogni territorio si tenta di individuare quali sono le priorità di intervento appunto in ambito sociale, sociosanitario. In base allo stato della situazione delle persone, insomma, quelli che sono i bisogni segnalati dai comuni. Si tenta in ogni territorio di individuare i bisogni, le priorità di intervento, perché non tutti i territori sono uguali, le priorità di intervento in ambito sociale e sociosanitario. Ovviamente i campi di intervento sono quelli che abbiamo detto prima: la famiglia, la salute mentale, la disabilità, gli anziani, la povertà e così via. Ovviamente per fare questi interventi ci vorranno delle risorse. Allora, fatto 100 le risorse che ci sono in un territorio, in un determinato territorio, attualmente 50% delle risorse arrivano dalla regione, il 30% arrivano dall'utenza attraverso la compartecipazione e il 20% invece arriva dai comuni. Questo è un po' il quadro in generale, la media dei soldi che insomma ci sono e come vengono utilizzati. Come vengono utilizzati? Facciamo degli esempi concreti come ha chiesto lei. Allora, per esempio, c'è tutto il tema dell'assistenza domiciliare che non riguarda solamente gli anziani, ma anche i disabili, persone che sono malate. Esatto. Ora l'assistenza domiciliare fondamentalmente è suddivisa in due interventi. Uno si chiama assistenza domiciliare integrata, che è fornita dalle USL, e l'altro si chiama servizio domiciliare di assistenza domiciliare, che invece è fornita dai comuni. Ora i piani di zona hanno l'obiettivo di integrare queste attività e di uniformarle nel territorio, nel senso che si corre il rischio, per esempio per il servizio che fornisce il comune, che ci siano tanti servizi diversi a seconda dei comuni, non solo in termini di quantità di ore che si dà alla famiglia, ma anche in termini, per esempio, per quanto riguarda il comune, in termini di compartecipazione. Ci sono comuni che non fanno pagare niente, adesso faccio l'estremo, non fanno pagare niente per l'assistenza domiciliare fornita dal comune o pochissimo, e altri che invece fanno pagare tanto. Allora, obiettivo dei piani di zona è quello di tentare di uniformare tutti questi interventi, per esempio l'assistenza domiciliare, uniformarli sia sotto l'aspetto della quantità e sia sotto l'aspetto della qualità dei servizi. Quindi ci si ritrova a livello di piano di zona individuando, tentando di creare uniformità. Per esempio, per quanto riguarda la compartecipazione, l'ISE può essere diverso da comune a comune. Obiettivo dei piani di zona, obiettivo direi anche del sindacato, è quello che ci sia un ISE uniforme in un determinato territorio, perché si rischia di essere cittadini di serie A, di serie B ai confini di un determinato. Questi territori nell'ambito della regione sempre? Allora, i piani di zona, ripeto, sono per distretto, quindi la programmazione si fa per distretto. Già sarebbe un salto di qualità se facessimo in un determinato distretto, fatta l'analisi dei bisogni, di quali sono le priorità, dare uniformità alle prestazioni sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo. Faccio un altro esempio.
Si parlava prima di Veneto. Allora, noi abbiamo, ma lo dice anche la Regione, nella recente delibera, insomma, che ha promosso questi piani di zona straordinari che avranno la validità di un anno, cioè il 2021, mette al centro gli interventi sulla povertà. Perché? Io vi do alcuni dati, numeri, ma che sono abbastanza semplici. Povertà relativa. Povertà relativa è la povertà che, diciamo, è quella che si è ai limiti, insomma, no? Poi c'è la povertà assoluta, dove la famiglia, le persone hanno proprio bisogno al 100% di un intervento. La povertà relativa in Italia, le famiglie in povertà relativa in Italia nel 2002 erano il 10,5% nel 2002 Italia. Nel Veneto nel 2002 la povertà relativa delle famiglie era il 3,2%, quindi molto molto meno di quello che era in Italia. Nel 2019, questi sono dati Istat, povertà relativa in Italia 11,4%, quindi è aumentato fondamentalmente dello 0,9%, 11,4%. Nel Veneto la povertà relativa nel 2019 è al 10,3%, il che significa che le famiglie in povertà relativa nel Veneto dal 2002 al 2019 sono aumentate di ben 7 punti percentuali, che è una enormità. Dove voi non andate ad analizzare le cause, perché magari possono essere diverse, ma le possibili soluzioni di intervento, quindi come fare a venire incontro a queste povertà emergenti, dove si trovano, quali sono i distretti dove sono maggiormente incombenti, no? Sui cittadini. Allora, sì, il tema della povertà, come quello delle altre aree, anziani, disabili, possono essere problemi che sono anche trasversali, nel senso che la povertà potrebbe riguardare un anziano solo, disabile, quindi abbiamo diversi temi che si collegano, magari che ha anche qualche dipendenza. Quindi obiettivo anche del piano di zona è tentare di mettere insieme tutte queste tematiche e individuare anche i soggetti, le famiglie che hanno questi bisogni e intervenire attraverso politiche che possono essere sia in termini economici, che sono insomma gli aiuti economici che possono dare i comuni, piuttosto che il reddito di cittadinanza e via dicendo, ma possono essere anche politiche di intervento attivo, la ricerca di posti di lavoro, l'intervento per quanto riguarda attività di aiuto sociale al comune e via dicendo. Quindi insomma, l'attività del piano di zona è importantissima perché può dare risposte molteplici a problemi molteplici. L'importante è fare rete e forse questa è la criticità vera dei piani di zona passati, presenti e futuri. Anche futuri, quindi. Nel senso che l'obiettivo dovrebbe essere quello di fare rete, poi molte volte nei piani di zona tu parli con i comuni e i comuni la prima cosa che dicono è: ma quanti soldi viene a me, comune Pinco Pallino? Non si risolve il problema della povertà guardando solamente negli ambiti del proprio territorio, bisogna guardare un po' più là. Quindi l'importante dovrebbe essere questa idea di fare rete tra comuni, USL, associazioni, per tentare di dare delle risposte concrete ai bisogni della popolazione. Non so se sono stato... Sì, ci chiedo un'integrazione appunto qui di segretario Righetti. Sì, parlava delle cause. Per noi ovviamente come sindacato, come CGIL, la priorità è quella di intervenire per modificare le cause che determinano questa condizione di crescita delle diseguaglianze, del disagio sociale, anche delle disparità
non solo le disparità di reddito, ma anche le disparità di genere, le disparità territoriali che rischiano di accentuarsi sempre di più. E ovviamente per intervenire sulle cause abbiamo le nostre proposte che non riguardano solo il Veneto, solo i piani di zona, riguardano in generale una ridefinizione delle priorità, che vuol dire rilanciare le attività produttive in una logica di sostenibilità declinate in tutti i loro aspetti, in tutti i loro ambiti, ridurre il lavoro povero e aumentare la dignità delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro, anche dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, che è sempre una cosa strategica, ridare centralità in termini di risorse e di organizzazione efficiente ai sistemi pubblici, come dicevo prima, di istruzione, di tutela della salute, di protezione sociale. Vuol dire fare più scuole, avere più asili nido, avere più consultori, rafforzare i servizi distrettuali diurni, rafforzare le strutture nel territorio, l'insieme della filiera territoriale. Tutto questo non si può fare se non si fa un intervento straordinario e pluriennale di rafforzamento, come dicevo prima, degli organici e delle professionalità in tutti gli ambiti del pubblico impiego. Però questo occorre un investimento da parte dello Stato, quindi soldi, risorse. Per quello diciamo che bisogna ridefinire le priorità anche e soprattutto nell'utilizzo delle tante risorse che almeno sembra, insomma, siano in arrivo anche dal livello europeo. Ma se hanno già fatto dei progetti di utilizzo terrificanti. Beh, però ognuno verrà a accaparrarsi la sua quota. La sostenibilità ambientale va nella direzione che dicevo, perché significa incentivare e sostenere i processi di riconversione green e creare opportunità di lavoro. La digitalizzazione va nella direzione non solo di un'innovazione tecnologica delle reti, ma anche di un maggiore accesso da parte di tutta la popolazione. Pensiamo a quanto sia importante il collegamento a internet, alla banda larga, anche nella gestione delle emergenze. L'abbiamo visto, noi studenti a casa da scuola, la necessità di collegarsi per fare la didattica a distanza, per fare qualche esempio, ma anche nella sanità, l'innovazione tecnologica e anche nel rafforzamento dei sistemi pubblici. Non è vero che le risorse, i canali di utilizzo delle risorse europee non consentono di fare delle operazioni di intervento anche su questi ambiti, anzi uno dei terreni che viene indicato come principale è proprio quello dell'inclusione sociale, dell'intervento per evitare la povertà e l'esclusione sociale. Però non voglio fare ragionamenti astratti. No, ma infatti c'è un messaggio che è arrivato. Sì. Bisogna intervenire sulle cause, e quella è la priorità per evitare che si incrementino i disagi, però nello stesso tempo dobbiamo dare risposte immediate ai bisogni che ci sono adesso. Aggiungo alle cose che abbiamo detto dal punto di vista proprio dell'approccio sui piani di zona. Alcuni elementi importantissimi. Uno l'ha già detto Gino, non lo ripeto, la necessità di un'integrazione, di un coordinamento forte. Io chiedo un attimo, perché sennò c'è la pubblicità che incombe. Raccontiamo questi aspetti qui. Leggo subito il messaggio e dopo andiamo in pubblicità, perché sennò non riusciamo a gestire tutto. Il messaggio diceva: credo che l'assistenza domiciliare sia la chiave della futura sanità, perché racchiude in sé un servizio migliore per l'assistito in un ambiente domestico senza creare grossi traumi ai nostri anziani. Magari dopo rispondiamo a questo messaggio, andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme e darò la parola per completare un po' il discorso che stava dicendo tra poco.